Accia! Mannaggia morte, mannaggia. Chi lo catarro non è niente. I s'arraggia male di capo, che cervello fragile che tengo per avesse avere come me l'essa curare. Che solamente così, se potesse arrivare a capire il lutto che sto facendo succedere che mano stessa meglio. Ma pozzano appena. Ma chi mai cicati volesse sapere? Quale reale me lo vado visto in luce, per non mi far capire che il figlio mio più piccerello non se ne va io e che se va a stare loco conmigo. Che io una maniera me leva tenere vicino a me, pure come servitore personale, bastava che Achille non si muoveva a capo. Se aveva pentuto era stato a sentire consigli malamente remignati, che lo stavano attorno alla mattina in bruno. Sempre in 13, uno più terrazza di cenata e con confessore in cannelliere che le ricevano crisce santa per ogni stornuto che faceva. Sciusciate per buono naso, che così ho cacciato tutto quanto. Facevo prevede, avutando lo panno a parte senza mucca coppa già. Chi le si pensavano che così se levano incartate, con fattarella che quella era la meglio cosa per tutto quanto. E più assai ancora, per bene la famiglia e don nome suoi, che tanto erano più assai spese che portava, con poco e niente che intruitava di terra e di pascuna. E sanguette mica dicevano per loro, sa? Che le se ne importavano assai, se io casata si abboccava pure sotto in coppa. Chi li fava, chi li manda seniella che si possono arraffare fino all'ultimo pezzolo di terra più puzzolente, ricevano che munna e munna. A così si era sempre fatto che i figli che non erano i primi, come che questi loco pure se aveva vedere e si stimava in una maniera. Non mi potevo lasciare stare, eh? Mi va a venire a rompere le scatole a me, o è? Se moglie teneva quello brutto carattere, o quando l'Andolfo diceva che era pica che era come due femmine in da una, napolitana e di strappegna normanna. Un bello mesca Francesca e rosa chine spine, che pure meglio giardiniera avrei fatto meglio all'ua mano. O conto che ancora paese avesse voluto più una bella signora, una manierella che le poteva dicere a macare una prensa le parole. Era convinta che la seconda moglie era una ianara per mezzo che le aveva pigliato più rulati vasci la discendenza sua. Zateca, selvaggia cioè, per che apparteneva a quella chiorme bestia che da Grecia se n'era venuta a Napoli. In capo marito Longobardo e Napolitana erano una maniata maricolo pezzentuna, che non ci stava niente da fare perché morì la Barbara chi l'era. O conto l'Andolfo sapeva che quella parte troppo spostata era capo la moglie, che come avrebbe semplicemente chiesto, era troppo glorioso, e perciò poteva finire sempre che lo faceva assai più male che bene. Madonna Teodora, che specie che lo periodo stava più assai ancora come una pazza, essendo che era cose poche, questioni di giorni, prima che figlia se ne partiva, non era che sotteneva. Anzi, bastava che chi la sfrugugliava per un pochi squinci, che essa pigliava e io rispondeva a ciammiel. Sciupa, faccia tu! E con tutta la razza tua vicino pure, salutava parte lo marito, che così che lo scema che era, ci rimaneva vero come un battilocchio. Già quando era figliolo, Teodoro era uno spirito di contraddizione, uno che teneva sempre a ricere, e che all'ultima parola pure aveva essere sempre la sua. Più peggio ancora, quando fui che scravai all'ultimo mascolo, che tenevano 12 capocchioni quando Achille una vaccarella, una capa tanta che mamma vera ci faceva tasci per tutte parti, si vede che qualcata cosa aveva storta. Qualcato cazzo aveva storta e la parturente perciò si fannette storza là. Tanto che se io non sapevo come leva pigliare bella roce, ti rasicava come minimo che Achille ti afferrava e la roba ti faceva nuova così come stiva. Quando fui che nascette l'ultimo ninna, senza se fa sentire, e man mano per tramente apoluzzavano, guarda allora pensando tutti e quattro stesse fatte, che qualche cazzo, se no più è uno, e va avuta storto e l'era rimasta parte a capa signora, che danno a cominciare a stare sempre in una maniera. A che era uno spirito di contraddizione, uno che lo veniva nei 5 minuti e dopo veniva che gli uomini si addrezzava, con l'ultima figliata Teodora scette femmine di contrasto. Femmine di contrasto, così come mettette nome più tutti i mezzi che con rispetto al marito, o virlo l'Andolfo. O conto diceva che essa moglie non sapeva pigliare proprio di più, e che ha spuntuto come si era fatta, chi non l'avesse voluto cagnare proprio connotata. A cominciare alla piano poco a paccare uno che l'avessero avuto che pagare tutti riente buona bocca. E che facette l'ultimo mascolo, tutte le figlie scettano pure loro per sotto assieme padre. Pareva che l'intrasata Teodoro non poteva avere più a nessuno, a fuori lo pezzerilla della mamma sua. Per non far vedere che mannava a chi lo paese, o prevede confessore se aveva magnificato ogni volta che ci parlava, facendo vedere che Achille comunque essa la capeva buona. Come pure aveva una figlia dentro il castello e due casate, che se levano a sorbire ogni quale volta lo passava innanzi, con quella faccia da peste che teneva perennemente. Che la mattina impressa, a mamma aveva detto figlio più piccirillo suo che partiva, che ma padella sotto raccia e poi se ne sta a dei monaci a Monte Cassino. E che se ne è nato, la venetta a ricere tanto. Nate che le decisioni che non erano risoie e che a Teodora facevano sta che le chiagneva cuore a tante lacrime. Era stata tutta per mezzo la legge di denaro e tuo patrimonio, che sapeva come non l'aveva fatta una mamma e figlia,
Se creature sue all'ultimo gli ha finito che sapeva mandare per forza. C'è stava speranza che il vaglioncillo si faceva abbattere, che se cose si mettevano in buono. Loro non per niente, quando era roba paravano più una situazione. La famiglia si era accorta a suora dei fatti suoi. Stavano appezzati peggio di falche, quelli che, una volta che conto Landolfo aveva chiuso lui e saluta a noi, se la contessa era qui ne pigliava qualche tuzzarra malamente, con castello e con casata, o casatilla a Mazzaruto, come chiamava essa, e Carogna la sarriena zumbato in culo e avessero fatto tutte cose in morso. Essa l'aveva abbracciato forte forte, e roppo figlio suo se ne è riuto con su mira buoni Dio. Vorrei un po' ciuccia così piccirilla, e che il recchiezzola calata sotto mantelluccio, o aglione l'era paruto una ciucciariella purissa. E perché sta mamma, a lontano, la lucaica chi le muore tu masaniella sua bella. A Monte Cassino fu a dove aglione l'avevano imparato a leggere e a scrivere, e a dove, fatte questo, l'avevano sempre fatto mangiare e bere buone. Datesi con taffiatore la prima cosa, sempre con momento che al giorno, vuoi tenere ancora forza di sosera. E di sosera principalmente per primo signore, che chi le quando è roba, come dicono i monaci, ti da favore solisse che le che fa. E certamente era stata stessa a Monte Cassino. Logo dopo pure era arrivato ritto l'acqua con frace di barca a mare, che i monaci l'avevano fatto più vizzi fetendo rovina. Rinda a coccanna a Tommasina l'avevano sviata, e mo pareva che quello non era proprio ciuisse. O vaglione si era ascoltato di leggere il Signore, e do rispetto che spetta i padri e mamma, che sanno sempre sta a sentire, indipendentemente da quello che queste tricine o domandano a dicere pure. Mo che si era fatto giovanottiello, chi non voleva tornare più a casa, e mano a chi non voleva nemmeno un poco bene, a 15 anni scarsi già si era imparato a si scassare malamente. Tommaso professava che se schiattò capone era pure una comunità, perché suo paterno avesse avuto tricà a suo chiamare quando chi l'avesse passato i 40 anni. Quest'uomo fatto piezze era come se a chi lo vicchiava con il signore, essi ci stavano tanto bella a mente, che la vita e la morte sua venivano a essere tutti e due una cosa bella sciue. Fosse a Maronna, sperava Tommaso, che se suonava tenere morti subito, che essi non avesse avuto a capire niente, che quella pora morte, che le rifletteva spesso, che ci sta a capire, volesse sapere. Creatura non stava mai a sentire, era l'ultimo figlio, e i genitori l'avevano fatto venire vinciuto, che i frati e sorelle che accusavano malamente. E aveva sempre ragionisse, che se no si metteva a fare una richianto sua, chianta amara che mamma la facevano venire una cosa rindavanza. E aveva sempre ragionisse, e non si smuoveva mai, tanto che se ne pure chiattolille, con un capuccione tanto, i frati e sorelle l'avevano messo nome capivacca. O veramente teneva il corno tosto, e a mamma a chi lo voglio tu masaniella, la mannai una persona rasoia per scioffare a dicere. Con tutto ciò, o giovane che tanto stava a Napoli, a due chiure e capo servivano solo per spartire le orecchie. Pigliai e a mamma la mannai un masciatura a rete, perché ho vaglione capace e volenteroso, e aveva già parlato che erano domenicani, i domenicani. Che avevano ritira così, so pigliavano a prerogare con loro, se chi in quel paese so senteva. A onna Teodora, che mo stava solo pure senza marito, l'avette a mantenere, che questa cominciai a favoli seggia a terra. Prima avrei all'ultimo figlio suo, che faceva fino a rovranzaluso mezzo e zandraie, e se fosse io da Napoli avesse fatto arrivato convento. Parlai subito che il figlio più grosso, che l'aveva fatto tornare moccao, che Tommaso l'aveva cercato perdono per tramente chi le vasava in mano e chiagneva poi scuorno. Una volta che chi l'avesse detto, perdonate mamma, che tanto sapete già come vi voglio bene assai. A mamma a chi lo punto l'avrei accarezzata a faccilla, e dopo, senza le ricevere manca una parola più, l'avrei messo un rosario in mano, e se ne fossero aiuto a sentire una bella messa tutti e due. Rinda cappelluccia nuova copata, pace all'anima sua, e vi fatte mettere giusto in rimbetta a stanzilietta, a così che poi esse fosse stato ancora più facile a fare casa e chiesa. Ancora non si era arrannuto. Perciò che quando si incaponeva teneva il corno tosto e piace tutto quanto, che stavolta m'hanno a dicere i figli più grossi, che a chi lo vogliono frate e più piccirilli, levano a scontrato steve e se levano a portare. I frati a Tommaso, che già si era arrabbiato con Ciuccio per arrivare a Parigi prima che sua stava nei tempi, se levano a carriera in danno serraglio, o a nata parto chiuso, a dochista poi va a vedere come se va a passare la mano buona in coppa coscienza. Mommoi, ricetta una volta così chiesta, mentre che i figli le llevano a fare lo servizio importante. Un servizio maiato, così come chiamai esse proprie. Mo che era vero, senza nome vicino, Teodoro aveva messo tutte le speranze sue in quello mascolo più piccerilla, che leva fa una carità e se va sta con mamma sua. Capo casatiella ce l'avrei fatta portare innanzi a essa. Ricima come fa che noi a così facciamo, l'avrei voluto assicurare figlio a tu, promettendole pure che quella non le sarebbe stato un quello come una secca e che l'avrei fatta fu spaziale come le pareva e piaceva a essa. Chiusa rinde per non vedere sentire a nessuno, a fuori la voce del Signore, a San Giovanni Campana, che i frati che aspettavano che si scetavano poco e che forneva i fallomi paglia, Tommaso danno a cominciare a vedere poco si muovere.
E tempo, quella non ce ne stava tanto. E essa una cosa aveva fa. Una sola. Una cosa buona che roba quella non si fosse mai persa. Una cosa aveva fa. Una cosa buona che l'aveva fa vedere come a campaccia vale sempre la pena. E se ne che all'ultima a tutto proprio, una roba sta indosso sua. Rinde canna soia. Una sostanza che quella che l'è. Tra senne rindacella con pietta lingua fuori come una lacerta, una bardascia che i frati avevano pavato due scatozze per farci virginare, le si accostava e le mettette a mano in mezzo ai cosci, facendo venire a Tommaso però, nato volia proprio. Non volia che poi in da niente si facesse un genere troppo forte e si pigliava comunione. Una voglia di Eucaristia, che a tale momento solo quella, in paese, l'avrebbe potuta assolvere, salvando un piezzo. E carne lo cucivano come se in pietta tenevano a caurare in gute sangue fino in coppa. Sangue che a Pappolian zumbava e scendeva per fuori. E quando schizzi che la careva in gola, che era come una cortellata che squartiava sana sana. A bardascia, a ridotte si affava un donere giusto per un morso di pane, lo scustai il coscio tutto surato, allardiato, e dopo ci maniai tale e quale, come faceva che i porci che pure si avevano a far sfogare. Tommaso subito non stai. Arrazzai in mezzo al coscio, mo si sentiva una mazza, un cippo inferno. A figliolo ci strusciai una coppa, e tanto che l'uomo rosso innanzi a essa stava ingrifata, si sentette a bruciare il punto di dita. Come stava tanto Tommaso, a quella necchia femmina che mo teneva annanzi, se l'avesse fatta per la pelle. Teneva il cervello tutto imbriacato. Quando all'intrasata, o voi e corno si facettano i firri, come i firri di Sant'Aloia, con sangue bollente e a carne cotta, che la si cominciano a raggelare tutto in un momento. Volendosi finire a buscare il pane che già l'avevano dato a mangiare annanzi, a bardascella che loro già si stava morendo di fame una volta, a rapette buone cosce. Tommaso non troppo presso, a prima si scostò in un palmo, e appresso la poverella disperata, a pigliare i poracci per lo farlo a mano a cuola, e poi si poteva fare isso ancora più là. Quando poi voi sai girai, e che faccia mise contro il muro, su facette mano stanno tutto il tempo con l'occhio chiuso. Vedendo a chi lo capicchione vacca che sburrava in faccia muro, la necchia sai con l'ella anche in priestata e si facette a rete, guardandosi buono attorno, come se rindacella come una scella, tanto ci fosse stato uno spirito creatura, lo spiritiello che però era un dio malato già. Come venette a sapere, a mamma si toccava i nervi e alloccava i figli più grossi essendo che a Tommaso le stavano mancando rispetto. Chi sta levano a avere un poco da fornire, e ridere come i pazzi, per pica capi vacca, come ricevano i frati pisciandosi quasi sotto, non era buono. Per mezzo che era un riccione che sotto, che così metteva pure scuola in faccia a banana rubata. A banana chi l'uomo che rubata loro, e fagata leva sempre schifata. E moni in de mine, chi l'ha lato mun sapeva sopportare per un figlio suo che erano femminelli. Nominato che pure con una fessa a mano se ne faceva solo pugnette. Ma che l'onna Teodora, ebbe capito già tutte cose. Il gesto figlierello suo era stato chiaro, e che sta fretta pure ci fa capire più grosso. Che a paragone erano unici scemi l'acqua che avrei nata, e perciò che non si avevano a permettere. Per mezzo con frati più piccirilli che si voleva fare prerogatura, loro mo avevano portato ancora più rispetto di prima. Ade che caga sotto, che chi lasciava rindo fuoco, perché si avevano scordato fatto tuono. Come chi le scenette a sciela menandosi tutto in quella sora, e senza s'azzardare neanche a toccare Tommaso. Non è da orienzi, frate tuoi, che tu sei a te e sai pure quello che fa, mamma. Puoi sapere tutto quello che il cuore tuo desidera, a cominciare a rapace di sensi, che chi ti pare come se ottenessero in capo e ci fa per sempre. E ricordati, figlio mio bello, che d'amore per te ne tenga a raggio sempre, d'amore per te ne tenga a raggio sempre a morire. Che sta pistola all'oca, scritta a una Teodora stessa che mano soia, arrivai sotto all'occhio di Tommaso, che apertamente si aveva due vizi rovino troppo assai. Per sta buona primissa, e dopo per far sta buona pure a tutti quelli che non erano trasuti ancora in tuo mistero. Che pure rannicelo con cucchiariello, o a botte di scuzzettone e carocchie, issa quando era certi die, ci imparava per fine più lasche cervello. Era curioso. Veniva nei momenti che le pareva tanto che teneva fatta, scanagliata a rindere fuori. E roba così bella e buona. Venivano pure certate, che là di momento là più brutto, quando a Tommaso le pareva che con mistero stava in rete e non annanzi. I momenti che chissà si vedeva solo, e quando le pareva come se le mancava l'asso ero io tre. Oi ma, voi riuscite che saccia a me, a dove a me mi pare tanto che non saccia né chi sono né chi non sono. Sono figlio a voi, e che se saccia. Voi riuscite che vaggia a fare ancora quando vaga? E ben mi avete a credere. Io mi vedo tanto come uno che con tanta carta che ne para ustiel, non vale più assai la paglia sporca che i merdaiole si portano in ricacatura. Che sti parole assai amare lo figlio, meno male, o patatene a Teodoro non ci facette a vedere. Come che arriva una roba che essa si aveva voluto mettere in tolietta, perché saputai, era un caso che essa danno sabbiava, con marito già era partito pure per a scontrare. Senza me non si è mai saputo stare, e chi perciò,
neanche stanno bravi si trovasse mai ambiente. Si preoccupai assai Teodoro prima di morire. Quando fui convenuto a sapere, stesso tanto Tommaso capetto commesso poi, a mamma che era venuta, la potevi fare ancora contenta, ma a sempre. Facendo arrivare a capire a tutti i gente del mondo un mistero. Spiegandocelo senza fare troppo pesatura. E per quasi una cosa che a se ne fosse scesa. Una cosa leggera e speciale, con malice indurata e fritta che chi le sperava sempre. Un motivo assai bello. Un motivo ragionato, che però doveva essere pure una bella canzoncella. Una che roba se fossero potuto imparare tutto quanto, tenendola a mente facilmente. Che se ci voleva, e che si muoveva a scrivere come sorella. Garrano buone verzi e senza ne sbagliare uno. Come che queste parole loca avevano rappresentato la transustazione di Gesù Cristo e il perdono universale suo. Parole che avevano suonato come una via mezza fra l'anima e quella sfoglia cipolla immanente che è la cervello umano. Scrivendo e scrivendo, le pareva vera come se il medesimo suono e le medesime lettere, essa l'avesse intisa e leggiuta che era nata. Come se qualcuna tanna l'avesse fatto una continuazione a capa tanta, una capa in questa maniera. Rannacela sempre a mente, finché chi le può, un bello giorno, non si fosse deciso a le cacciare fuori una volta buona.